Sabato 7 ottobre 2023 Rovigo Vivai ha festeggiato i suoi 20 anni di attività. L'azienda, fondata da Giampaolo Casalotto, è diventata nel panorama agricolo un'eccellenza nella produzione e commercializzazione di piante orticole da trapianto. La grande festa è iniziata con la celebrazione della messa presieduta dal vescovo emerito Monsignor Adriano Tessarollo. Presente il nuovo vicario generale delle diocesi di Chioggia, Monsignor Zocca. Affiliamo il Signore durante il cammino e la storia di questa realtà. Qui è nata in mezzo senza tante programmazioni, poi da fuori altre cose, si parte, si viene, si apre la speranza, si offre prospettive, si cerca momenti difficili di oscurità e lì ci si ferma, si guarda avanti. Insomma, anche questa è la presenza del Signore nel concreto della nostra vita, questa storia, della storia delle vostre famiglie. Tra i presenti, oltre agli amici e familiari della famiglia Casalotto, tutti i collaboratori che hanno contribuito alla crescita di Rovigo Vivai. È stato un momento molto emozionante, ha dichiarato Giampaolo Casalotto. Ripercorrere le tappe dell'azienda, dalle difficoltà incontrate agli inizi, dalle tante vicissitudini causate dal cambiamento climatico, dall'aumento delle materie prime, dalla pandemia. Ma con orgoglio ha descritto tutto il percorso che ha portato questa attività ad essere una delle più importanti nel panorama agricolo polesano. Un'impresa deve anche creare reddito, se no non sta in piedi, ma valori legati alle persone, il rispetto soprattutto, la cultura propria, anche se di religioni diverse, e se non trasmetti e non stancarti di farlo. E io sono convinto che queste cose già vedo molti dei miei collaboratori, soprattutto anche la mia figlia Alex, pur io essendo di un'altra generazione, pur io essendo anche di un ruolo, e capisco, è innombrate a volte, padre e titolare di un'azienda. Non è facile per chi fa parte della famiglia mia, anche di mia moglie, non è facile neanche per me. Ma io uscendo sono sempre stato, per fortuna, abituato a fare questo. Io uscendo quello che è un ruolo padre che lo esercito quando uno fa il padre, quando fanno in un'azienda. O sono padri con te ma lo sono con tutti, o sono un imprenditore con me come lo sono con tutti. E io sono convinto che questo mio comportamento non lo so quantificare, ma sono convinto che rimarrà e si tramanderà. Tra gli interventi degli ospiti, quelli del sindaco di Loreo Moreno Gasparini, del sindaco di Taglio di Po Laila Marangoni, del presidente regionale provinciale della Coldiretti Carlo Salvan, del presidente di Banca Adria Colleugani Paolo Giuriolo e del senatore Bartolomeo Amidei, che hanno sottolineato il ruolo di Rovigo Vivai come esempio di imprenditoria virtuosa. Per una provincia dell'educazione agricola, che è una provincia che ha bisogno di avere eccellenze come la famiglia di Giampaolo, come la realtà di Giampaolo, come Rovigo Vivai, capire, conoscere e apprezzare aziende specializzate come questa non è cosa da poco e mi fa orgoglioso come presidente del Bacco, come sindaco di Loreo, ma soprattutto come cittadino di Loreo. Grazie a voi. Lui canadese, sua famiglia, conseguenza io sono poi rappresentante proprio per lui. E la mia comunità fu tanto onore. Imprenditori oggi non è facile. Io vorrei veramente ritirare due parole per dirti grazie e che sei stato molto coraggioso. Perciò io ti auguro veramente un proseguo che sia sempre in scoperte e di tanto servizio per tutta la nostra comunità. Però mi sono fatta anche una domanda vedendo tutto quello che hai fatto in 20 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi range? Io sono veramente molto orgoglioso di avere soci come Giampaolo e la nostra provincia con silenzio, con umiltà, ma con tantissima professionalità fanno grande non solo la nostra organizzazione, ma fanno grande anche il nostro territorio. Che persone come Giampaolo piano piano stanno facendo emergere in maniera importante e significativa. Mi hanno colpito 3 cose e cerco di metterle in fila. La prima è soprattutto
una capacità di visione non comune, bravissima, soprattutto nel nostro mondo, perché nella categoria degli imprenditori agricoli a volte prevale un po' più il lamento piuttosto che la proposta. Tu invece hai avuto la visione e hai avuto anche la capacità di conoscere, imparare le sfide, perché questo è il nostro mestiere, deve diventare il nostro mestiere. Non possiamo dire non piove, non possiamo dire non c'è acqua, non possiamo dire è fatica il nostro lavoro, ma dobbiamo chiedersi cosa posso fare. Ti voglio riconoscere a te che sei stato e sei un campione nel nostro lavoro con tantissima umiltà e con tantissima passione. Buongiorno a tutti, io sono British per un amico prima di tutto. Veramente mi fa di complimento per quello che hai fatto e per quello che farai. È diventato nel socio di Valcade con questo comitato, quindi perché questo? Perché la sua professionalità, il suo cuore, la sua passione, la sua visione, vorrei che in classe, era stato con i Reggi qualche anno fa per il presidente, e vorrei che in classe una visione della banca che ha 127 anni, che ha un grande futuro, vorrà restare sicuramente, ma che deve avere quel cuore, quella voglia, quella volontà, quella passione, quella determinazione che tu hai. E quindi a livello personale, a livello più personale, ma personale, ti stimo, ti ho ammirato come imprenditore e ti auguro veramente di continuare così e di continuare a trasmettere quella tua grande energia, quella tua grande forza, quella tua grande passione e quella visione che tu hai dentro la tua testa, che però è difficile da vedere. Tu lo stai facendo, questo credo sia l'orgoglio e il merito più grande, il vanto che hai, e io sicuramente ti complimento e ti auguro di continuare almeno per altri 40 anni con questa forza, con questa energia e con questa libertà. Grazie. E qui c'è veramente strategia di quello che fa, e ha tenuto questa bellissima realtà che ha creato, perché abbiamo visto tutti come hanno, al punto di portarla oggi ad essere un fiore del territorio, ma di uomo che non perde mai il contatto con quello che sono i dipendenti dell'azienda, considerati tutti cardini dello sviluppo stesso. Al termine è stato servito un buffet per tutti i presenti, un momento di condivisione e di festa per celebrare i successi di un'azienda che ha contribuito a valorizzare il territorio polisano. Giampaolo Casarotto ha annunciato che per il futuro l'azienda ha in programma di continuare a investire in tecnologia e ricerca per migliorare sempre di più la qualità delle piante e per essere sempre più competitiva sul mercato. Vogliamo continuare a crescere, ha dichiarato, e a dare un contributo importante allo sviluppo dell'agricoltura polesana.